Volevo ringraziare veramente la città di Guangzhou, il sindaco. È stato di una generosità incredibile nei confronti della nostra città e saremo riconoscenti per sempre di questo gesto di amicizia, non solo sotto l'aspetto materiale. Siamo in debito sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto materiale. Se voi vedete c'è un camion completo. 300.000 mascherine sdoganate a tempi di record, arrivate in mattinata all'aeroporto di Malpensa dalla città metropolitana di Guangzhou, gemellata con Padova, sono giunte all'Interporto e da lì saranno distribuite in tutta la città. Mascherine chirurgiche con il marchio CE, quelle donate dalla città cinese. Il suo sindaco aveva scritto a Padova una lettera di solidarietà, diventata in queste ore dono concreto. Non solo mascherine, dalla Cina sono arrivati infatti anche 200 termometri termoscanner. Tutto questo materiale sarà distribuito a partire dal personale sanitario, in prima linea nella lotta al coronavirus, gli ospedali, le strutture sanitarie, medici di base, i pediatri, forze dell'ordine, volontari, destinate invece alle case di riposo, strutture particolarmente delicate in queste difficili giornate, le 23.000 mascherine arrivate venerdì mattina dalla Protezione Civile Nazionale di Roma. Si attendono anche quelle della Regione, un lavoro corale che sta mettendo insieme le energie migliori della città. Grazie come sempre quando siamo bravissimi quando iniziamo assieme. Grazie a tutti.